Bartolomea era una giovane ragazza di Lovere, un piccolo paese incastonato tra le montagne. Fin da bambina aveva sentito un richiamo forte e profondo nel suo cuore. I suoi genitori, desiderosi di offrirle un'educazione spirituale, la affidarono alle cure amorevoli delle suore Clarisse. In quel convento, tra le mura silenziose e i canti sereni delle monache, Bartolomea trovò pace e ispirazione. Mentre cresceva, il suo desiderio di aiutare gli altri si faceva sempre più intenso. All'età di 16 anni concluse gli studi e iniziò a dedicarsi a varie attività ecclesiastiche. Visitava i poveri, ascoltava i loro bisogni e scriveva piccoli trattati su pratiche di devozione e vita religiosa. Le sue lettere agli amici erano piene di fervore e passione per la missione che sentiva crescere dentro di lei. Bartolomea era profondamente devota a San Luigi Gonzaga, il giovane santo che aveva dedicato la sua vita agli altri. Ispirata dal suo esempio, fondò diverse società dedicate ai giovani, convinta che il suo futuro apostolato dovesse essere rivolto a loro. Vedeva nei giovani la speranza di un mondo migliore e voleva guidarli verso una vita di fede e amore. Nel suo cammino incontrò Vincenza, una donna altrettanto devota e piena di amore per i poveri. Insieme, sotto la guida saggia e gentile di Don Angelo, decisero di unire le loro forze. Aprirono una casa di fronte all'ospedale e si dedicarono completamente alla carità. In quella casa, nel silenzio delle notti e nel fervore delle giornate, Bartolomea scrisse una regola provvisoria per la loro comunità, basata sull'amore, la gentilezza e l'umiltà di Gesù. Bartolomea lavorava instancabilmente. Ogni giorno, con un sorriso dolce e parole di conforto, educava i giovani, assisteva i malati e partecipava alla vita della Chiesa. La sua energia sembrava inesauribile, la sua capacità di organizzazione straordinaria. Tuttavia, il suo corpo fragile non poteva sostenere a lungo tale intensità. La malattia la colpì, ma non la fermò. Morì giovane, a soli 26 anni, ma il suo spirito non si spense. La sua luce continuò a brillare attraverso Vincenza e le altre donne che la seguirono. Quella piccola congregazione crebbe, diffondendosi in tutto il mondo, portando avanti l'eredità di amore e servizio di Bartolomea. Le suore della carità, conosciute poi come Suore di Maria Bambina, continuarono a ispirare e aiutare chiunque incontrassero. La loro missione, iniziata in una piccola casa a Lovere, raggiunse terre lontane, portando con sé il messaggio di speranza e amore di Bartolomea. Oggi le reliquie di Bartolomea sono venerate a Lovere, un piccolo segno della grandezza del suo cuore. La sua vita, breve ma intensa, è un esempio luminoso di come l'amore e la dedizione possano cambiare il mondo, anche partendo da un piccolo paese tra le montagne. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.